l'assoluta volontà ad essere a fianco del governo rispetto a tutta la partita del federalismo regionale. E c'è da dire che la previsione è quella di promuovere un ulteriore incontro con il ministro Calderoli. Penso che insomma, la quadra si è sempre trovata e si troverà anche in questo caso. Non faccio parte, ecco c'è anche Cota così parliamo assieme, non facciamo parte di quella squadra che sostiene che il governo sia inaffidabile, per cui c'è un impegno chiaro sul TPL e spero che questo impegno verrà comunque recepito positivamente anche nella partita durante l'incontro. La relazione della bicameralina sul decreto che dice di accogliere parte delle richieste regionali, lei sembra soddisfacente? Guardi, io non l'ho vista la relazione, so che il ministro Calderoli ci sta mettendo anima e corpo per tutta questa partita, lo ha fatto con il federalismo municipale, si sono visti i risultati e gli stessi risultati saranno anche sul regionale.